Mentre si avvicina il Natale, l'Avvento, qui nelle nostre case ci lamentiamo per il costo dell'energia, per la necessità di risparmiare anche sul riscaldamento, per il freddo che magari quest'anno patiamo un po' di più perché dobbiamo cercare di consumare meno. Ecco, mentre qui da noi è così, a 1000 chilometri di distanza in Ucraina la situazione è gravissima per milioni di persone, non solo per i soldati, per milioni di persone, i civili dell'Ucraina, perché la Russia da giorni ormai, visto che non riesce a vincere la guerra sul campo, soldati contro soldati, ha deciso di rendere impossibile la vita dei cittadini, delle persone qualunque, delle persone comuni, non dei soldati, e ha cominciato a bombardare sistematicamente non più soltanto gli edifici privati con la scusa che potessero lì nascondersi magari cellule di combattenti, ma addirittura le reti di distribuzione dell'energia. Il titolo sul Gazzettino, pagina 13: razzi sulle case di Kiev, milioni di persone al buio, e c'è la notizia delle centrali nucleari che sono in blackout, tutte e tre se non sbaglio sono, quindi veramente ormai l'Ucraina è in ginocchio per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, e questo vuol dire freddo, vuol dire buio, ma questo insomma è da molto ormai, vuol dire freddo, vuol dire che la gente sta per affrontare l'inverno, c'è già la neve in queste condizioni. 70 missili russi lanciati sulle città, salta la corrente anche in Moldavia, cioè fuori dai confini dell'Ucraina. Allarme per la centrale nucleare più grossa dell'Ucraina, riunione dell'ONU convocata d'urgenza con Zelensky. Perché? Perché c'è una domanda: ma i russi possono fare tutto questo? Lo possono fare nel senso che si attribuiscono la facoltà di farlo, ma non lo possono fare perché il diritto internazionale condanna in modo fermo questo tipo di azioni che di fatto vanno a incidere sulla vita delle persone. Questa non è guerra, questo chiede proprio l'Ucraina, l'Ucraina con Zelensky va classificato come terrorismo, e in questo senso si è espressa anche l'Unione Europea, che subito ha ricevuto sui siti internet l'attacco degli hacker russi che non accettano che la Russia venga indicata come uno stato terrorista, mentre appunto sul campo, ripeto, sta tagliando l'energia alle famiglie. La gente non ha più di che illuminare la propria casa, far funzionare le apparecchiature e neanche attaccare il riscaldamento. Insomma, ecco, questa è la situazione di questa grande popolazione, di questo grande popolo. L'Ucraina è più popolosa dell'Italia, che sta a 1000 chilometri da noi. È come se invece che andare da Belluno alla Sicilia mettiamo questa linea retta verso est e finiamo in Ucraina. Ecco, questa è la situazione a pochi passi da noi ed è drammatica e fa veramente impressione immaginare cosa deve stare provando quella gente. Ecco, io di solito preferisco nella nostra rassegna stampa di Radio Piave in Blu presentarvi le notizie di carattere locale, perché quelle nazionali più o meno sono accessibili a tutti in vario modo, televisione eccetera, quelle locali un po' meno. Ma oggi, consentitemi, ho cominciato da lì, perché la situazione per la popolazione dell'Ucraina si è fatta veramente gravissima, e credo che noi dobbiamo così quantomeno avere l'attenzione a quello che sta succedendo là, e magari se si può aiutare. Insomma, certo è che non è possibile che si vada avanti, che ci sia uno stato potente, una delle potenze del mondo come la Russia, che compia atti di questo genere. Non è tollerabile. Donne e lavoro è il titolo in prima pagina del Gazzettino di Belluno a tutta giustezza, e torniamo alle notizie di carattere locale. State seguendo appunto la rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Oggi è giovedì 24 novembre. Luigi Guglielmi, giornalista dell'Amico del Popolo, che vi guida tra i titoli principali. Donne e lavoro, Belluno prima in Veneto. Prima in che cosa? In provincia il tasso di occupazione femminile è il più alto della regione, 63%, ma resta il divario con gli uomini. Domani la giornata contro la violenza di genere, l'analisi di denunce, salari e tutto ciò che aumenta la discriminazione.
Discriminazione e violenza sono due cose comunque diverse, però sono legate. Occupazione. In provincia il divario di genere è ormai quasi colmato, scrive Federica Fant, poi è il lancio dell'approfondimento che poi è a pagina 2. Belluno ha la media più alta dell'occupazione femminile del Veneto. Il 63% delle bellunesi ha un lavoro, contro il 73% però dei maschi bellunesi occupati. Ma tanto c'è ancora da fare per raggiungere l'uguaglianza, specie sul fronte della conciliazione casa-lavoro, la discriminazione e gli stipendi. Domani si celebra la giornata contro la violenza sulle donne e sono tantissime le iniziative previste, dalle scuole alle biblioteche fino alle associazioni, tutti sono in prima linea per dire no agli abusi. È importantissimo che ci siano tutte queste manifestazioni perché ci aiutano a tenere desta l'attenzione su questo tema che è fondamentale, perché la discriminazione che tuttora vediamo anche nella nostra realtà è qualcosa veramente di anacronistico che dobbiamo superare. Prima di tutto dobbiamo superarla culturalmente. Discriminazione è un discorso, violenza poi è ancora peggio, ma anche qui sappiamo che c'è tantissimo lavoro da fare. L'iniziativa Confindustria contro il muro di omertà. Confindustria organizza un percorso di sensibilizzazione rivolto alle imprese per prevenire e combattere la violenza di genere dentro e fuori i luoghi di lavoro. Dobbiamo rompere il muro di omertà e vergogna che ancora esiste su questo tema, dicono da Confindustria. La foto centrale, neve, Cancelletti, la stagione dello sci, iniziativa in Alto Agordino e Zoldo, il titolo stagionali gratis ai piccoli di asili e scuole primarie. Si vuole insegnare, abituare i più giovani a mettere gli scarponi di sci. Si sa che questo è un tema, ricordo che stava molto a cuore ancora a Floriano Pra, quando era assessore regionale al turismo, quello di continuare ad avere la possibilità di avviare i più piccoli allo sci, perché poi da grandi magari utilizzino anche le piste più difficili, gli impianti più impegnativi, però fare scuola di sci è importantissimo. Ski pass stagionali gratis ai bambini che frequentano le 19 scuole primarie e dell'infanzia dei distretti scolastici di Alleghe, Cencenighe e Zoldo. Il presidente di Alleghe Funivie, Sergio Pra, che è il figlio di Floriano Pra, bisogna incentivare i giovani a sciare. Era la filosofia del papà. Economia, indicazioni contrastanti sul fronte industriale. C'è ancora la spinta segnata dalla ripartenza post-Covid, ma nelle province di Belluno e Treviso il bilancio del manifatturiero nel terzo trimestre dell'anno offre di sé un ritratto in bianco e nero, dice la prima del Gazzettino. E Belluno per una volta fa meglio della provincia consorella, cioè Treviso. Fra le Dolomiti emerge infatti un po' di ottimismo in più sulla domanda estera, 45% di ottimisti contro un 27% di pessimisti. Santin che approfondisce a pagina 7, poi forse abbiamo il tempo di dare un'occhiata. Si parla sempre di lavoro, di economia, di aziende, crisi della Costan, vedremo tra un attimo, è la foto e il tema di prima pagina del Corriere delle Alpi. Ancora proteste dei lavoratori. Primo sciopero ieri alla Epta Costan di Limana, proclamato dalle organizzazioni sindacali dopo che nei giorni scorsi l'azienda, alle prese con un calo produttivo, ha annunciato che non rinnoverà tutti i 253 contratti dei lavoratori a termine in scadenza. I sindacati sottolineano è una manifestazione anche simbolica, basta al precariato spinto, perché alla fine alcune affermazioni da parte dell'azienda volte a rassicurare questi 253 lavoratori sul dopo la fine del contratto, cioè si vuole far ricorso comunque alle misure di sostegno che lo Stato garantisce, eccetera. Insomma, si pone un problema, i sindacati stanno tentando di porre un problema etico. Non si può lasciare 250 persone, cioè 250 famiglie, in balia dell'incertezza se lavoreranno, se avranno soldi o no dopo dicembre, e vivere lo stress incredibile di non sapere se porterai a casa uno stipendio
Tra l'altro, mentre arrivano le feste di Natale, finisce l'anno, vabbè, poi magari le situazioni saranno garantite lo stesso, però questo pone un problema comunque di rispetto delle persone, c'è poco da fare. Una notizia in taglio basso in prima del Gazzettino, che sarebbe anche importante: il ministro Salvini, ministro delle infrastrutture, abbraccia, diciamo, i rappresentanti politici e amministrativi del Comelico e dice: Galleria del Comelico, ci penso io. Il presidente dell'Unione Montana del Comelico, Giancarlo Ianese, con la vice sindaca di Santo Stefano, Elisa Bergagnin, ieri sono stati a Roma per parlare della viabilità comeliana in vista della famosa chiusura della galleria, che sembrava dover essere irrimandabile nella primavera scorsa. Poi si è capito che era soltanto urgente. Fatto sta che il Comelico ha potuto utilizzare quell'infrastruttura ancora per l'estate scorsa, quindi senza limitazioni per il movimento turistico. La potrà utilizzare quest'anno, quindi senza avere limitazioni pericolose anche quando la stagione ci porta alla neve, no? Però poi cosa succederà? Resta chiusa per 2 anni, come si è detto. I 2 esponenti comeliani sono stati ricevuti prima dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e poi dal ministro Matteo Salvini. I primi, cioè i funzionari, hanno confermato verbalmente il finanziamento per recuperare la vecchia strada della Val, da Auronzo a Santo Stefano, con una forbice tra i 50 e i 70 milioni di euro. Salvini, per parte sua, si è impegnato a seguire direttamente l'intera questione della viabilità di accesso e uscita dal Comelico. Vedremo, perché la galleria va messa a posto, non è facile trovare una soluzione a quella faccenda. Alla Mon, vi ricordate l'incendio pazzesco dell'albergo di Ponte Serra? Dopo l'incendio già al lavoro, ma in rifugio. Il loro albergo bar è inagibile dopo il rogo, ma gli imprenditori non si fermano, si rimboccano le maniche e continuano a lavorare. La proprietaria dell'albergo Ponte Serra, Deborah Rigam, è già dietro al bancone del rifugio Monte Coppo Baita Tabià, sopra la Mon. Bello, è un segnale proprio di non volersi arrendere di fronte a una sfortuna incredibile che ha colpito quegli imprenditori, insomma, che stavano finendo di mettere a posto quel bellissimo albergo che io credevo di inizio Novecento, invece addirittura di fine 8, e purtroppo è andato completamente distrutto, insomma. Occupazione rosa delle donne, Belluno fa scuola, sto entrando nel Gazzettino di Belluno, Confindustria si schiera contro omertà e vergogna, le prime pagine che riprendono i titoli che avevamo letto in prima. 1000 associazioni in cerca di aiuto, ecco, questo non ve l'avevo letto, è stato presentato, è un lancio in prima, questa è la pagina all'interno, pagina 5, presentato lo studio dell'AICS che ha analizzato il mondo soprattutto sportivo, punto di riferimento della società, della socialità. Tra fisco, norme e assicurazioni, in assenza di giovani, serve un sostegno burocratico e sarà il CSV a pensarci. È una bellissima occasione così di sostegno al volontariato, alle realtà associative, che il centro servizi del volontariato intende mettere in campo. È una cosa molto importante questa. Questo è il fare squadra che già il comitato d'intesa aveva, e ricordiamo anche Giambattista Arrigoni, morto da poco, aveva messo in campo molti anni fa, decenni fa. Il 27% di questi sodalizi ha sede nel capoluogo di provincia, un dato interessante, no? Allora andiamo avanti, troviamo i dati sul settore manifatturiero che regge in provincia di Belluno, e gli imprenditori si dichiarano fiduciosi sull'andamento dell'economia in questo settore. Confartigianato, l'appello a livello nazionale a Roma: la montagna deve saper fare rete, questo è l'appello lanciato dai bellunesi. L'azienda Feltrina, nel CDA entrano Bellot e Simoni, sbandieratori di Portoria per l'addio a Mary, e c'è la foto della povera Maria Cristina Masocco, che aveva 26 anni e l'altro giorno è precipitata morendo non lontano dai piani eterni. Arriva il contributo del PNRR nel 2024, aprirà un asilo nido, parliamo di Pedavena. E andando avanti, lo sciopero della Costan, baby sciatori scendono in pista gratis, lo trovate a pagina 11, e poi si passa allo sport. Grande Italia, ora si gioca per il podio, la nazionale di Stefania Costantini, parliamo del curling, batte Svezia e Svizzera, che oggi sarà anche l'avversaria nella semifinale europea. Il secondo posto
posto nel girone vale la qualificazione ai mondiali, quindi buone prestazioni da parte della squadra della nostra campionessa ampezzana. Andiamo al Corriere delle Alpi, la prima pagina del Corriere, come già vi annunciavo, porta come fotografia grande il tema della Costan, dello sciopero. Lepta Costan attivi percorsi di stabilizzazione. Questo è un virgolettato che riassume un appello: basta con questa situazione di precarietà. Per i 253 lavoratori a termine vanno trovati dei percorsi di stabilizzazione. Questo è il messaggio ribadito con forza da FIOM CGL, FIM, CISL, WIL e Midil CGL nel presidio ai cancelli dell'Epta Costan di Limana. Buona l'adesione allo sciopero nelle 3 finestre orarie delle 10, delle 12 e delle 18. E qui c'è la foto dei lavoratori in presidio fuori dall'azienda. Il tema abbiamo spiegato qual è, insomma, quello proprio veramente di un approccio più etico nella gestione dei contratti che sono a termine. Qui si torna, forse sarebbe opportuno anche ragionare su certe scelte che, mi viene da chiedermi, erano veramente obbligate, che sono state compiute alla fine del secolo scorso, insomma, quando si è dato il via a questi lavori precari, ai contratti a termine, alle prestazioni occasionali. Ma dunque lo sci rimandato a dicembre, precipitazioni deludenti e temperature in risalita, quindi cannoni spenti, troppo caldo. Cortina getta la spugna, salta il primo fine settimana dietro fronte inatteso. L'avvio della stagione dello sci a Cortina, annunciato per questo fine settimana, dovrà essere rinviato. Si partirà, recitano le nuove intenzioni, venerdì 2, massimo sabato 3 dicembre, quindi in modo da salvare la festa dell'8, no? La neve scesa martedì è poca per poter preparare i tracciati per questo fine settimana e le temperature in rialzo ostacolano l'utilizzo dei cannoni. Vedete, l'altro giorno c'erano state numerose manifestazioni, così espressioni, ecco, di protesta sui social, sull'Amico del Popolo, per l'utilizzo dei cannoni, perché si dice: ma come? Il BIM GSP ci dice di risparmiare acqua ai rubinetti, ci vieta di lavare la macchina con la pompa e poi si utilizzano tonnellate di acqua per fare la neve artificiale. Com'è questa cosa? Si può rispondere facilmente: se non ci fosse la neve artificiale, artificiale, quella programmata, insomma, rischiano di saltare le stagioni turistiche, che vuol dire economia turistica di vallate intere, quindi vuol dire di famiglie, vuol dire di posti di lavoro. Sono problemi molto delicati, però questi fatti, questa situazione di oggi ci insegna comunque, no? Ci insegna che se è vero che con i cannoni in questi anni si è in qualche modo sopperito alla mancanza di neve che scende dal cielo, ed è un fatto nuovo questo, perché una volta la neve era una sicurezza, adesso non siamo più neanche così sicuri delle temperature e allora non vanno neanche i cannoni, e questo insomma dovrà indurre a qualche riflessione, no? L'assemblea dell'UPI, le province d'Italia, Padrin, il nostro presidente della provincia Roberto Padrin, ha rivolto l'appello a valorizzare le 3 province di montagna individuate come destinatarie di attenzioni speciali da parte della famosa legge del Rio, che le province le ha soppresse. Incredibile, praticamente, no? In attesa della soppressione che doveva arrivare dal referendum, aveva già preparato il dopo, poi il referendum non le ha soppresse. Incredibile, una vicenda incredibile, politicamente incredibile, che va assolutamente messa a posto e ancora non lo si fa. Feltre, alloggi, le 3 province di montagna sono ovviamente Belluno, Verbania e Sondrio. Feltre, alloggi Ater lasciati al freddo, allacciate la caldaia. Auronzo, incivili dei rifiuti. Il sindaco lancia la sorveglianza con fototrappole. Il taglio basso è dedicato al concerto che ci sarà a Belluno domani, lo terrà Fabio Concato. C'è un'attenzione
veramente particolare, con interviste eccetera, su questo cantautore che ha avuto il suo momento di grande successo, adesso meno, ma non riesco neanche bene a capire come mai ci sia questa attenzione così grande verso di lui da parte dei nostri quotidiani. Certo, sicuramente è una bellissima presenza qui a Belluno. Fabio Concato torna a Belluno a 25 anni dal suo ultimo concerto, dice Ferigo. Domani alle 21 l'autore di canzoni intramontabili quali Fiore di Maggio, Domenica Bestiale, arriva con il Musico Ambulante Tour, durante il quale proporrà un assaggio di quasi 40 anni di carriera. Eccoci qua. Allora, io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon giovedì 24 novembre. Ciao a tutti da Luigi Guglielmi.